La Tecnosistemi di Vittorio Veneto, che si occupa di accessori per il condizionamento, ricambio dell'aria e ventilazione, è stata la prima azienda del territorio a ottenere il certificato di società benefit, uno status ancora poco conosciuto e spesso frainteso in Italia. Con oltre 130 tra dipendenti e collaboratori e più di 6.000 prodotti a listino, l'azienda si racconta in equilibrio tra due obiettivi primari: la produttività da una parte e gli obiettivi di sostenibilità da raggiungere entro il 2030 dall'altra. Noi siamo diventati società benefit con un atto del notaio il 28 giugno del 2021. È stato questo un atto di responsabilità perché completava un percorso iniziato dall'azienda molti anni prima verso la sostenibilità, un percorso però poco dichiarato e che necessitava di potersi così ufficializzare con un atto così importante in un'ottica che è quella dell'Agenda 2030 e degli SDG a cui tutti dovremmo essere, per ciascuna parte, persone fisiche, aziende e via via nella catena anche chi ci rappresenta, tenuti a fare il nostro dovere. Società benefit non vuol dire, come spesso si può fraintendere, e anche il termine spesso è sconosciuto alla platea delle persone che non sono nel settore, una società che attenta solo alla beneficenza. No, non è questo il senso. Società benefit vuol dire avere la possibilità, il desiderio, assumersi la responsabilità di realizzare il proprio business aziendale. Noi siamo un'azienda che produciamo accessori per il condizionamento, la ventilazione e l'aria condizionata, appunto. L'assunzione di responsabilità a fare tutto questo in una dimensione che sia attenta al territorio, al sociale, alla natura, a tutti quelli che sono i nostri stakeholders che fuori dal business però vengono coinvolti nello stesso. Quindi con questo atto noi abbiamo ufficialmente assunto questa responsabilità ci ha portati quest'anno a redigere la nostra prima relazione di impatto e il nostro primo bilancio sociale, in cui verranno praticamente, in relazione ad alcuni SDG che abbiamo individuato, indicati i nostri KPI e quindi i nostri obiettivi da misurare, in un'ottica appunto che sia quella di lasciare alle risorse, al nostro business e al nostro futuro degli obiettivi superiori a quelli del normale business. Questo certificato fa sì che voi siate più attraenti anche a livello internazionale per eventuali stakeholders, come diceva prima. C'è da dire una cosa, che a differenza del mercato italiano, dove questa cultura della sostenibilità, perché società benefit vuol dire in senso più lato sostenibilità, è un discorso ancora su cui bisogna investire molto in termini di comunicazione. Il mercato estero invece riconosce molto questo valore e noi stiamo ottenendo grande gratifica da questo, soprattutto sui mercati del nord Europa, dove abbiamo già delle posizioni dei player commerciali importanti, ma dove ovviamente questa nostra dichiarazione di società benefit ha riscosso ancora più plauso e sicurezza. Quindi questo è un termine che in Europa sul mercato estero dà garanzia di società seria, società che con il proprio comportamento è in grado di garantire un futuro al mondo. Ecco, e questo è l'obiettivo nel 2023 e negli anni futuri. Certo, siamo molto vicini, speriamo che tutte le aziende si pongano questi obiettivi, alcuni almeno di questi obiettivi. Vivete anche voi un momento di tensione o comunque di difficoltà nella ricerca di personale? Mi riferisco specialmente magari al personale giovane, manodopera soprattutto, oppure insomma non avete problemi in questo senso? Allora, le devo dire che influiscono su questo tema che lei mi sottopone molti fattori purtroppo dettati anche da una politica in questo momento costituita dal reddito di cittadinanza che non sta aiutando i nostri giovani, non sta sicuramente creando senso di responsabilità e di motivazione. Diciamo che sicuramente le selezioni di persone nelle diverse aree necessitano di competenze, quindi noi abbiamo una HR che ha molte competenze in questo campo e diciamo che per fortuna questo ci sta portando a superare molte problematiche
relativi all'assunzione di risorse nuove. Però diciamo che notiamo se posso dire, un degrado, è un po' forte la mia espressione, ma un degrado di quello che è il senso di responsabilità sulle giovani generazioni, questo sì. Abbiamo due comparti, abbiamo una generazione giovane molto ambiziosa, con grandi obiettivi e su cui si può molto puntare. Io credo molto nei giovani, infatti noi siamo un'azienda giovane e tendiamo sempre a dare spazio ai giovani. Abbiamo purtroppo una fetta di giovani che è fatica a motivare perché o per la loro base culturale o per la mancanza di studi o per situazioni comunque che vivono non riescono a cogliere le opportunità del mercato, e questo purtroppo, come dicevo, incentivato da questa politica che secondo me è una politica di degrado, quella del reddito di cittadinanza, che forse è nata con degli obiettivi anche nobili, quindi la sua ratio era nobile, sta diventando invece secondo me un grande freno. In questo contesto è sempre più importante la formazione anche in azienda. Voi la portate avanti non solo dei dipendenti ma anche della vostra rete di distribuzione, la vostra rete commerciale. Sì, ecco, uno degli SDG, dei tanti SDG che poi peraltro sono tutti collegabili tra loro, che punta molto sulla cultura e sulla formazione, è uno degli SDG a cui questa azienda è sempre stato di fatto, prima di diventare società benefit, attenta, e ragione per cui abbiamo al nostro interno un'academy dove in pillole formative tutti i dipendenti e anche gli stakeholder esterni con una password, ovviamente con una determinata account, possono entrare e costruire un bagaglio professionale. Crediamo molto nella formazione, io penso che sia, come è nella cultura delle persone, la base per poter scegliere, e tanto più un'azienda è attenta alla formazione delle proprie risorse, tanto più quel capitale umano che sono appunto le risorse darà i suoi frutti. Quindi per noi il tema formazione è un tema molto caldo. Il vostro settore, quello dell'accessoristica per i condizionatori, è protagonista dell'apporto che la tecnologia può dare al mondo, diciamo. Qual è il vostro punto di vista e quali obiettivi vi siete fissati per il futuro? Allora, quando noi in questi ultimi anni, le parlo dal 2016 in poi, abbiamo fatto questo grande salto epocale con l'introduzione del VMS in azienda, quindi con questa logistica integrata e spinta, e poi con tutta l'automazione 4.0 che oggi insiste nel plant produttivo, non avevamo in mente, come qualcuno può credere, di sostituire all'uomo la macchina, e come talvolta spesso come quasi per leggenda metropolitana piace narrare dell'imprenditoria, ma la verità è che l'automazione mi consente di togliere alla persona delle attività manuali sterili per accompagnare invece la risorsa a svolgere attività più gratificanti dal lato formativo e dal lato professionale. Quindi noi stiamo spingendo molto questo, ma in un'ottica di rispetto del patrimonio, delle risorse, e quindi l'inserimento anche delle nuove automazioni non viene più visto, anche se magari all'inizio era visto come qualcosa che poteva creare la paura dell'abbandono del posto di lavoro, viene visto invece come un'integrazione utile a poter valorizzare le proprie competenze in altri settori. Ecco, si dice appunto che uno dei valori da ottimizzare, una delle materie prime, potremmo dire, da considerare preziose è anche il tempo a disposizione anche dei dipendenti. Certo, il tempo a disposizione dei dipendenti, una volta che la macchina mi consente di ridurne la manualità, può essere utilizzato per la formazione in aula, come di fatto avviene, per la formazione sui terminali RF che utilizziamo ormai per gestire tutta la logistica del magazzino, per cui nessuno delle nostre risorse utilizza più carta e penna, sono tutti abilitati ad utilizzare il terminale. Questo vuol dire acquisire competenze informatiche, proprietà di linguaggio, utilizzo di un linguaggio comune, e quindi penso che questo sia veramente il valore aggiunto per cui l'imprenditoria veneta dovrebbe lavorare.